Giornata di commiato per Andrea Gazzoli e Gianmario Specchia oggi nella sede del Calcio Venezia a Mestre in via Torino. Corabli non li ha riconfermati per la nuova stagione e per il futuro sono in pole position Ivone De Franceschi e Michele Serena. Il direttore sportivo e il responsabile di gestione hanno dichiarato di lasciare una società che, nonostante il deludente risultato di quest'anno della squadra, è ben strutturata, con una bella sede e un aumento di ricavi. 31 gli sponsor che hanno aiutato la squadra durante il campionato di quest'anno e all'attivo la promozione dello scorso anno da Lega Pro 2 a Lega Pro 1. Dopo 2 anni di percorso col Presidente, legittimamente ha fatto dei ragionamenti in relazione al mio lavoro, ai risultati e anche probabilmente alla stagione che andrà a affrontare. Ci siamo confrontati e quindi abbiamo deciso di non continuare il percorso. Non c'è assolutamente problema perché comunque col Presidente ho un ottimo rapporto, mi sono trovato benissimo, sono stati 2 anni belli ricchi, di soddisfazioni, altri meno, però insomma sono cose che nel mondo del lavoro e del calcio ci stanno. A Gazzoli e Specchi abbiamo chiesto come vedono il futuro della squadra. La squadra ha fatto già un percorso di 2 anni importante, quest'anno ha preso conoscenza della categoria, è strutturata per funzionare bene, quindi anche chi verrà al posto mio e di Gianmario troverà sicuramente un'azienda che funziona. Naturalmente questo tempo perso, questo mese e mezzo perso non ha aiutato a recuperare qualche consenso cittadino, perché i tifosi conosciamo bene che vorrebbero, finita una parentesi, vorrebbero subito che se ne aprisse un'altra. Questo non è successo per tanti motivi, quindi mi auguro che il Presidente insieme ai nuovi dirigenti siano talmente bravi da poter recuperare un po' di tempo perso. Di cosa ha bisogno questa squadra? Ma intanto di calciatori, perché sono rimasti pochi, e ha bisogno di entusiasmare un po' di più la gente.